E buongiorno cari amici, siamo qua nella via Pizzeserra, a 2 passi dalla via Portogallo, quindi nel pieno della zona di Pizzeserra, e proporvi un appartamento all'interno di questo macro stabile ubicato al piano terra. Questo appartamento è uno dei pochi, insieme agli altri stabili, che è dotato di un'area cortilizia antistante e retrostante, oltre che un ingresso indipendente direttamente dal fronte strada. Un dettaglio: questo immobile verrà dato completamente ristrutturato e certificato, quindi dovremo vederlo un po' in prospettiva. Prego. Allora, questo primo tratto di cortile, che adesso vedete posizionato così al grezzo, avrà uno strato di terra e piedrischi con dei pianelloni, oltre ovviamente delle piante, che permetteranno direttamente di avere un accesso diretto dall'ingresso alla nostra zona di balcone senza gradini, così da agevolare un'eventuale dinamica di disabilità. Ovviamente, come vedete, il cantiere è già in opera, quindi vedrete un po' di caos e un pochino di modifiche da visualizzare, ma man mano metteremo le immagini. Allora, abbiamo il primo portoncino blindato, attualmente abbiamo un blindato anche dalla zona condominiale, e quello che vedete alla mia destra, questo foro, che adesso vi farò vedere anche da sotto, è un vano che verrà collegato con una scala in legno. Quello dove vi trovate adesso è una zona interrata, quella sulla destra è una bocca di lupo. Ovviamente, come per il resto dell'immobile, questo verrà tutto ripristinato con una buona vernice bianca, e questo spazio, che in origine era la cantina accessibile al vano condominiale, sarà direttamente accessibile da una scala in legno che partirà dal nostro disimpegno d'ingresso fino a giù. Potrebbe essere usato come zona insonorizzata di studio, potenziale camera da letto di supporto o addirittura un secondo soggiorno a temperatura stabile. Ora proseguiamo con il resto della casa. Ora, abbiamo visto la parte di sotto, terrei a farvi vedere anche la faccia sul condominio, che comunque è un ingresso diretto dalla scala condominiale che porta direttamente al nostro appartamento. Niente vieterebbe anche la possibilità, volendo, di eliminarlo, però può sempre tornare comodo un secondo ingresso dal vano condominiale. Qua ci troviamo un po' in quella che attualmente è la zona di soggiorno. Questa è in piena attività edilizia, quindi vi chiederò di ragionarla in prospettiva. Il proprietario realizzerà qui una tramezzatura per realizzare una seconda camera da letto, quella singola, che andrà a affacciarsi direttamente sul cortile, ma ci richiamo dopo sul cortile. Quindi in questo punto, come vedete sempre dalla pianta, ci sarà il nostro disimpegno che ci porterà ad affacciarci su 2 ambienti. Il primo è quello del bagno, anche questo verrà tutto rifinito e ripristinato completamente a nuovo e certificato, e a fianco la nostra camera matrimoniale. Ovviamente anche qui cercate di vedere in prospettiva, il colore sarà il bianco, cercheremo di tenere le finiture, e questa porta che abbiamo visto all'ingresso verrà eliminata. Quindi qua sarà direttamente murato e avremo l'ingresso diretto dal nostro disimpegno. Un dettaglio sulle finiture: siamo in fase di ristrutturazione. Se siete interessati a questa tipologia e vorreste delle scelte particolari di colore o delle modifiche specifiche su alcuni aspetti dell'immobile, possiamo ancora valutarlo nel prezzo. Inoltre, proseguendo su questa direzione, quindi sempre con il bagno da questa parte, la camera da letto singola, a fianco avremo tutta la nostra zona living con cucina, e in questo punto, dove attualmente vediamo che c'è questa parete, verrà eliminato questo vano, ci sarà tutta una grande vetrata con porta finestra, e in quella che è la nostra veranda, attualmente coperta, tornerà a essere cortile. La nostra pergola verrà arretrata fino all'altezza d'obbligo di legge per la sua regolarità urbanistica. Questo vano in un secondo bagno verrà eliminato perché non regolare nella conformazione, e qui avremo tutta una balconata con lì dietro la zona lavanderia. Tenete conto che lì attualmente c'è la finestra del bagno. Qui andremo a avere la nostra finestra della camera da letto singola, quindi anche quella si affaccerà poi sul nostro cortile, e da questa parte, ovviamente tutto aperto senza la vetrata, ci sarà il nostro giardinetto interno. Questa è la caratteristica tipica di questi piani terra, di questi palazzi. Solo questi piani terra hanno questo grande cortile retrostante, attualmente gestito a pianelle e parte a terra. Anche qua si punterà a delle perfezionamenti e personalizzazioni. Questo è un immobile che va visto in prospettiva. Presso il nostro studio potete trovare la progettazione, il capitolato e tutti i dettagli di possibile modifica da vedere insieme. Aspetto ulteriormente importante: in questa fase potremmo anche pensare di realizzare un grande divano con un soggiorno doppio o triplo piuttosto che un trivano, sempre a gusto dell'acquirente. Vi è incuriosito la possibilità di avere una casa rifatta ex novo a vostro gusto in piena Pizzeserra? Contattateci, vi daremo ogni informazione necessaria e andremo a visitarla insieme. Dalla Buon Enrico Mediazioni Immobiliari, una buona giornata.